In questo numero, Treviso amara per il Portogruaro. Fossaltesi a testa alta, i biancoverdi vogliono onorare sino in fondo la propria stagione. Italia-Veneto, si avvicina il momento della verità. Il Portogruaro femminile vola in semifinale di Coppa Veneto. I giovani della pallacanestro Portogruaro scommettono sulla salvezza ai play-out. Nel volley, Concordia non può sbagliare con Jesolo. Parleremo anche di atletica con il mini indoor di Concordia. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. È stata una settimana in chiaroscuro per la squadra del Veneto orientale, lasciata in eredità da una 20ª giornata dove a risultati eclatanti hanno fatto da contraltare frenate più o meno impreviste. L'entusiasmo regna a San Donà che in eccellenza ha travolto il Careni Pievigina in uno scontro diretto di particolare importanza che ha proiettato i biancocelesti in seconda posizione, sempre a 2 punti dalla Piovese che non ha sbagliato contro il Portoviro. Appare adesso scontato come i sandonantesi serva anche una continuità di rendimento a partire dalla prossima sfida in casa dell'Istrana che li segue in classifica ad una lunghezza. È infatti fondamentale farsi trovare pronti nel caso di un eventuale passo falso della capolista su un campo sempre insidioso come quello del Martellago. Intanto, approfittando anche del contemporaneo scivolone del Vittorio Veneto in casa con il Saonara Vilatora, penultima in classifica, è entrato nuovamente in zona playoff anche il Lia Piave di mister Mauro Tossani, che ha espugnato Castelfranco Veneto, confermando di avere ambizioni da vendere. In promozione bene il Caorle la Salute nel suo continuo alternare di risultati positivi e negativi che fanno comunque classifica, vedendo adesso l'11 litoraneo a quota 27 punti, ormai a distanza di sicurezza dalla zona play-out. Domenica sono andati ad espugnare il campo del Conegliano, riscattando la battuta d'arresto del turno precedente con il Vazzola, relegando i gialloblu del tecnico portoguarese Sante Bernardo in acque poco tranquille. Per gli uomini di mister Vladimiro Carraro è stata una notevole boccata d'ossigeno in vista della sfida di grande richiamo al cospetto della capolista Fontanelle, che continua a non perdere un colpo e nemmeno intende farlo, essendoci alle porte un avvincente scontro diretto tra il Porto Mansuè ed il Treviso, dal quale i primi della classe potrebbero trarre ulteriore vantaggio da gestire da qui alla fine della stagione. Una partita che il Porto Mansuè affronterà reduce dal successo colto in casa del San Gaetano, mentre il Treviso all'indomani della convincente vittoria contro il Portogruaro. Una battuta d'arresto da mettersi anche in preventivo per i granata di mister Cava, ma non sbagliando completamente l'approccio davanti alla netta superiorità della compagine trevigiana andata in gol con l'ex Fuscello appena dopo 3 minuti dal fischio iniziale e che dopo aver trovato il raddoppio con quel cilena avrebbe potuto anche dilagare ancor prima dell'intervallo. Mi sono piaciuti molto, soprattutto l'atteggiamento. Oggi avevo chiesto prima della partita una partita da squadra forte, da squadra che quando entra in campo per l'avversario con le azioni, con le decisioni deve far capire all'avversario che non ce n'è oggi, e secondo me sotto questo punto di vista lo abbiamo fatto. Noi oggi abbiamo cercato di fare qualcosina. Sai, dopo 3 minuti e mezzo prendi gol, diventa difficile rimontare un risultato su un campo molto difficile con dei giocatori di spessore alto. Buon per i portoguaresi che, 90 a parte, tutto il resto delle formazioni alle loro spalle hanno segnato il passo. Domenica al Mecchia c'è il Lovis Presiano, partita delicata da non fallire per allontanarsi in via definitiva dalle zone più calde della classifica. In prima categoria Campanello d'Allarme in casa della capolista Giulia Sagittaria. Dopo l'eliminazione dal Trofeo Veneto, domenica in quegli postiumi è arrivata una brusca ed inattesa frenata. I concordiesi non sono andati oltre il pareggio e per la prima volta hanno visto il proprio vantaggio dal Fossalta Piave, andato ad imporsi l'autorità sul campo del Sant'Elena, tornare a 9 punti in singola cifra, al di sotto della quota psicologica delle 10 lunghezze. Per quanto riguarda le altre del Veneto orientale, è buono il pareggio del Bibione sul campo dello Zero Branco, terza forza del campionato, risultato che conferma il crescendo di condizione degli uomini di mister Pittana, sebbene vi sia del rammarico per non aver saputo gestire il doppio vantaggio che ad un certo punto sembrava aver messo in cassaforte la sfida.
In coda situazione sempre più complicata per il Ponte Crepaldo del neotecnico Torino Conversano. I crepaldini, presentatesi all'appuntamento per altre informazioni rimaneggiata, hanno alzato bandiera bianca davanti al team biancorossi in quello che era uno scontro diretto di grande importanza per ambire alla salvezza diretta. Prossimo turno con il Postioma, altra partita che per restare in corsa è assolutamente vietato sbagliare. Alle spalle dei crepaldini, tra l'altro, la Fossaltese non ha ancora completamente abbandonato l'idea del miracolo. I biancoverdi sono in crescendo di condizione, domenica lo hanno dimostrato sfiorando l'impresa con il Casale, finendo per pareggiare un match che erano riusciti a sbloccare con merito e che avrebbero potuto chiudere anzitempo se solo sotto porta avessero mostrato maggior cattiveria. Sì, un ottimo punto, forse ci sta anche stretto visto le occasioni che abbiamo avuto e visto il gol che abbiamo subito, insomma, secondo me su un cross sbagliato, però gli episodi noi continuiamo a pagarli, niente, fa parte del calcio e la prendiamo così. Comunque abbiamo fatto una gran partita con grandi occasioni, stiamo mantenendo questo ritmo di tanta volontà e voglia dalla partita che abbiamo vinto qua in casa e continuiamo a averla, perciò sono 4 partite che stiamo facendo bene e raccogliamo anche poco sinceramente per quello che stiamo facendo, insomma. E niente, il calcio è così. Infatti oggi potevate addirittura andare sul 2-0, potevate chiuderla, non ci siete riusciti e poi avete beccato il gol del pareggio. Sì, potevamo andare sul 2-0, non siamo riusciti, soliti discorsi, però dopo siamo sempre condannati anche da qualche sfortuna un po' nostra, insomma. Comunque dai, l'importante è vedere i ragazzi che si stanno divertendo, che stanno giocando, che stanno soprattutto crescendo. Dobbiamo continuare su questa falsariga e cercare di portare a casa qualche vittoria, però che alla fine vediamo che non siamo messi e sottomessi da nessuno, né nella prima classifica, né nella seconda, né nella terza, continuiamo così e dobbiamo continuare così. Diciamo che la Fossaltese ha meritato sicuramente il pareggio. Noi abbiamo concesso un tempo sicuramente il primo a loro e quindi ovviamente quando si concede è chiaro che chi ne approfitta merita, ovvio. E secondo me la Fossaltese oggi ha fatto il calcio che doveva fare e il Casale no, e quindi automaticamente ci legheremo le ferite perché evidentemente meritiamo questo pareggio come l'ha meritato la Fossaltese. In che cosa siete mancati in maniera particolare quest'oggi? Sicuramente l'atteggiamento del primo tempo è stato un po' come dire, rinunciatario. È chiaro che questo ci dovrà far riflettere molto perché la classifica si sta accorciando dietro e quindi noi dobbiamo stare sicuramente molto attenti perché siamo in una posizione poco ma molto poco tranquilla. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Niente di nuovo in seconda categoria. Pramaggiore e San Stino, distanziate di 10 lunghezze, si sono imposte rispettivamente al Sandonea e al Gainiga, confermandosi ai primi 2 posti del torneo. I blaugrana hanno in tal modo assimilato prontamente la sfortunata eliminazione dal Trofeo Veneto, continuando a suon di vittorie la marcia verso una promozione diretta che ormai pare essere scontata. In coda la Giussachese è tornata alla vittoria sul campo del Ceggia, allontanandosi nuovamente a distanza di sicurezza dai play-out, diventati sempre più un fare tra Gruaro, Lugugnana, Telio Veneto e Sindacale, con il Gainiga che dà l'impressione di avere qualche carta in più da giocarsi nel finale di stagione. Io dico che le prossime 3 partite diranno quale sarà il prosieguo del nostro campionato, perché adesso abbiamo Giussago, Lugugnana e Gainiga
ed è come fare, diciamo, i play-out con 2 mesi di anticipo, ecco, perché secondo me ci diranno se siamo maturi e se raccoglieremo anche un po' i frutti, insomma, di quello che stiamo facendo, oppure dovremo semplicemente passare 2 mesi a prepararci all'inevitabile play-out. Dopo le prime 6 giornate mi ero fatto la foto della classifica, perché presumevo che non sarebbe stata così rosa ai fiori per tutto l'arco del campionato, e purtroppo via via con l'andare delle domeniche la situazione si è un attimino intricata per noi. Però devo dire la verità che dopo il pareggio di domenica con lo Jesolo c'è ottimismo e c'è speranza, perché il che se ne dica, la squadra è viva, la squadra è presente, segue l'allenatore. E io, se in altri momenti magari c'è stato anche un attimo di scoramento da parte della società o anche da parte dei ragazzi stessi, la partita di domenica sicuramente ci ha dato un morale diverso. Cioè, hai visto che dopo, comunque anche sotto di 3-1 a un quarto d'ora, 20 minuti alla fine, la squadra era viva, la squadra aveva voglia di lottare, e siamo stati anche premiati. Insomma, dopo nel calcio sapete benissimo che ci vuole anche un pizzico di fortuna, anche se dicono che dopo questa fortuna vada cercata, però ci siamo, noi ci siamo e ci crediamo. Ecco, vi siete dati una spiegazione sul perché appunto di questo lungo digiuno? Ma sinceramente ancora adesso ci stiamo scervellando per capire cosa sia successo, perché è veramente un'involuzione tale da fare le prime 6-7, far 13 punti nelle prime 6 o 7 partite di campionato, e dopo da Giussago, quindi parliamo, noi non vinciamo una partita da Giussago all'andata, quindi con domenica è un girone intero. È veramente dura capire cosa sia passato nella testa dei ragazzi, perché insomma noi onestamente come società sicuramente possiamo migliorare, miglioreremo. Però se mi chiedete dove siamo mancati o cosa non abbiamo fatto per arrivare a questa stazione, io onestamente faccio fatica. La rosa, cioè i ragazzi ci parli insieme, sono dispiaciuti, però ci credono. Però la domenica purtroppo manca sempre qualcosa, anche nelle partite alla nostra portata, perché non nego che, soprattutto adesso come adesso, che i punti valgono oro, il pareggio in casa di 2 domeniche fa col Villanova brucia ancora, brucia tantissimo, perché era una partita da vincere, per carità, col massimo rispetto per il Villanova assolutamente, però nella nostra situazione di classifica le 2 partite con Sindacale e Villanova erano partite da affrontare, secondo me, con un altro piglio. In terza categoria le avverse condizioni atmosferiche hanno fermato le prime 2 della classe, Silie e Gessalto, mentre il Casier d'Osson è uscito con le ossa rotte dalla sfida sul litorale con il Lido Jesolo, compagine protagonista di una grande risalita che, tandem di testa permettendo, vede più che mai alla portata la possibilità di giocarsi un posto nei play-off. Perde colpi invece il Torre di Mosto, sconfitto a domicilio da una Vigor che continua nel suo cammino di risultati altalenanti che non permettono loro di compiere in via definitiva il salto di qualità che potrebbero avere nelle corde. Rifilando un poker a Longarone, firmato dalla doppietta di Aurora Finotto da Giorgia Furlanis e Serena Battiston, il Portoguaro femminile ha centrato il traguardo della qualificazione alle semifinali di Coppa Veneto che si disputeranno il 4 marzo con il Venezia. Vista la differenza di livello espressa in campionato, si spalancano le porte per le portoguaresi di una possibile finalissima. Mister Colla, come previsto, non ha rischiato alcuna giocatrice alle prese con problemi fisici in funzione del campionato che domenica, alla ripresa dopo la lunga sosta, presenta la trasferta di Gaiarine contro l'Union Gaia. Sì, siamo stati contenti soprattutto intanto per il passaggio del turno, è stato un bene appunto anche per noi che comunque ci contavamo tanto con il passaggio del turno, infatti speravamo in effetti, guarda che appunto la lieta notizia è arrivata, a maggior ragione anche domenica che abbiamo fatto una buona prestazione contro Longarone, e poi è stata un po' la sorpresa anche del Vilorba, è andato a vincere Futuro Giovani, non ci aspettavamo anche noi, però comunque si sa il calcio, le partite bisogna sempre giocarle, no? Quindi noi andiamo avanti per la nostra strada e tutto l'ambiente è contento di aver
vinto e avete perso il turno per andare in semifinale. Ecco, diciamo semifinale, molto probabilmente, anzi sicuramente dovrete affrontare il Venezia in casa loro. In teoria le porte per la finale potrebbero essere ora spalancate. Ma noi ce lo auguriamo ovviamente per la finale, di andarci in finale. È chiaro che, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo, però comunque le partite bisogna giocarle, si sa che la Coppa, quindi magari uno che magari in campionato forse sì, possono anche sicuramente loro togliersi delle soddisfazioni, però chiaramente punteranno molto la loro stagione sulla Coppa e si sa che la Coppa comunque sembra sempre sul blasone e quindi sicuramente vorranno fare bella figura. Diciamo pure allora che questo passaggio del turno è anche un'ulteriore iniezione di fiducia per la ripresa del campionato. Domenica si ritornerà in campo dopo una lunga sosta. Sì, la vittoria si sa che dà sempre una iniezione di fiducia, no? Importante. E adesso comincia il campionato, il campionato è tutto aperto, perché comunque abbiamo visto anche Villorba appunto ha vinto anche domenica 2-0 con il Futuro Giovani, quindi è lì, e a 2 punti, è una corsa a 3, dobbiamo stare un po' attenti. Chiaramente dobbiamo trovare il ritmo partita, il passo, perché è la condizione che pian piano insomma, stiamo lavorando anche su questo per poter arrivare appunto alle condizioni ottimali, anche perché comunque la prestazione sulla prima gara ufficiale dell'anno è sempre, insomma, devi fare risultato. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Vittoria contro Codroy per il secondo posto in Serie C Gold per Caorle. I gialloblu hanno così riscattato l'infelice prestazione offerta all'andata contro gli udinesi, mostrando di attraversare uno splendido stato di forma che lascia aperta la porta ad ogni tipo di sogno, soprattutto adesso che la sconfitta subita in quel di Corno di Rosazzo ha consegnato al campionato una capolista Rucker più umana. In crescita anche Jesolo, andato a segno con Oderzo e adesso nuovamente a 2 punti dal gruppo delle seconde. Il girone Flebus della Serie D friulana ha ormai un solo padrone, è il sistema basket Pordenone che ha liquidato Sacile nello scontro diretto, trascinato dai 25 punti di un grande ex portogruaro come Matteo Labelli. Campionato particolarmente interessante nelle posizioni di centro, dove si lotta senza esclusione di colpi per guadagnare la miglior posizione possibile in vista del rush finale, dove in palio, salvo sorprese particolari, ci saranno gli ultimi 2 posti utili per completare la griglia del play-off e quindi garantirsi la salvezza. Portogruaro ormai guarda solo all'epilogo dei play-out, i giovani di coach Romanin, sconfitti di 20 anche a San Vito, stanno cercando di crescere ulteriormente al fine di colmare il gap con le dirette avversarie per potersi giocare ad armi pari la permanenza in categoria nell'ultimo atto della stagione. No, semplicemente purtroppo abbiamo avuto qualche break da parte degli avversari, soprattutto all'inizio del primo quarto e all'inizio del terzo, quando si sono messi a zona. Comunque sono riusciti a prendere qualche rimbalzo in attacco di troppo, e per il resto noi siamo consapevoli, come dice il nostro allenatore, il nostro coach, che siamo assolutamente a livello di questa, se non delle prime, almeno di metà classifica di queste squadre della Serie D, quindi noi continuiamo ad allenarci con costanza e per cercare di arrivare ai nostri risultati. Infatti il regolamento comunque vi lascia aperta la porta anche di salvarvi ai play-out, è un qualcosa alla quale ci credete? Sì, assolutamente, anche dopo l'ultima partita il nostro coach ci ha rinfrescato la possibilità di potersi salvare con i play-out, e assolutamente noi crediamo che comunque gli errori che stiamo facendo in questa Serie D siano propedeutici a quello che troveremo in quelle 3-4 partite dove noi dovremo dimostrare tutto il nostro talento per cercare di salvarci.
si ritorna in campo domenica prossima, avete un'altra partita un po' complicata da affrontare. Certo, ritorneremo sempre con il nostro stesso spirito e siamo consapevoli che abbiamo tanto da dimostrare, che non siamo riusciti a dimostrare magari in una partita relativamente facile contro San Vito, comunque, perché erano assolutamente degli avversari a nostre pari armi, però siamo comunque fiduciosi, anche spinti grazie a coach Romanin. Se invece a livello di Under 18 comunque qualcosa di positivo nelle ultime partite siete riusciti a far vedere? Sì, assolutamente, dimostrazione è stata quella, la partita contro Trieste, dove anche se mancavano i titolari che si allenano con la prima squadra della Serie A, abbiamo dimostrato comunque contro una buonissima squadra di poter far fronte a una delle capoliste del campionato Under 18 Eccellenza. E quindi diciamo che questa è stata la conferma magari anche di tante incertezze che ci avevano posseduto in passato. In promozione, con una classifica ormai in pieno controllo dello Spili Basket, la pallacanestro fossaltese ha allentato la concentrazione, incappando in una inattesa battuta d'arresto sul campo di un Torre che ha così lasciato il ruolo di Cenerentola al Fontana Fredda. Giornata nera per le squadre del Veneto orientale. Il BVO Annone Veneto ha ceduto in quel di Sacile, mentre Balonsesto ha rimediato l'ormai consueta sconfitta di Misura, che non può che aumentare il rammarico e la voglia di invertire la tendenza in queste ultime 5 giornate della stagione regolare. Weekend contrastato per la pallavolo del Veneto orientale, con i maschili che hanno fatto bottino pieno a differenza del volley in rosa. In Serie C femminile è grande il rammarico del volley San Stino per non essere riuscito a gestire il vantaggio di 2-7-0 con Treviso, seconda forza del campionato, cedendo poi 14-16 al tie break alla fine di un'interminabile ed emozionante partita. Le liventine muovono comunque la classifica consolidando una posizione di relativa tranquillità. In C maschile il fine settimana è stato aperto nel girone A dalla vittoria del Bibbione nel derby con il Mestre, un 3-1 ottenuto rimontando l'iniziale 21-25 subito, grazie a 2 successivi set giocati alla grande, un risultato che ha permesso ai sandonatesi di restare ad un punto dal secondo posto. Nel girone B invece il Portoguaro è stato assolutamente devastante ad Osson, rifilando uno 0-3 ai locali che non ammette repliche, come testimoniato dal 19-25, 16-25 e 15-25 sortiti. I biancoverdi continuano in tal modo il loro inseguimento alla vetta, che resta sempre a 2 punti, avendo la capolista a Luna Volley regolato in trasferta sempre per 3-0 il Duca San Giusto. In D femminile per Concordia l'impegno contro il volley ANI, a seconda della classifica, era proibitivo. Le biancorossi hanno infatti ceduto nettamente, lottando solamente nel primo set. Proibitiva sulla carta, perché inizialmente la partita era partita abbastanza bene, scusatemi il gioco di parole, e addirittura avevamo un vantaggio di 6 punti a metà set e purtroppo la squadra avversaria ha ingranato una marcia diversa da quella che aveva avuto fino a quel momento e ci ha messo sotto. Diciamo che alla fine dobbiamo prendere spunto del primo set, che è stato quello giocato meglio, e cercare di livellare il gioco su quei regimi. Adesso nel prossimo turno arriva a Concordia lo Jesolo, con le quali le biancorosse condividono il quartultimo posto. Servono assolutamente i 3 punti per provare ad avvicinare il Feltre e puntare ai play-out. È una partita da 3 punti, ci servono i 3 punti, dobbiamo portare a casa i 3 punti. Queste devono essere le parole chiave di tutta la settimana che ci aspetta, perché la partita d'andata è stata veramente un pasticcio da parte nostra, quindi dovremo migliorare dal punto di vista soprattutto mentale rispetto alla partita di sabato scorso, dove le prime difficoltà abbiamo ceduto. Sabato ci aspetta una partita dove una squadra avversaria sicuramente avrà dei momenti di difficoltà e noi dovremo approfittarne. Dopo Caltana si è svolta a Concordia la seconda delle 3 tappe provinciali del trofeo Mini Indoor 2018 riservato alla categoria esordienti, che in ultimo toccherà anche San Pietro di Stra. Tanti gli iscritti convenuti dall'intera provincia che si sono cimentati nelle classiche 3 prove del salto in alto, del lancio della palla medica e sui 30 metri piani. Tra le ragazze a fare la parte del leone sono state le atlete di Marcon, mentre tra i maschi ha regolato tutto Marco Striuli, portacolori della società organizzatrice l'Atletica Speranza. È stata l'occasione anche per fare il punto sulla situazione dell'impiantistica sportiva in riva all'Emene.
Queste sono le programmazioni a livello provinciale che si fanno e noi abbiamo anche quest'anno approfittato per fare a Concordia un mini indoor, diciamo, che sta avendo un successo enorme, grandissimo, perché la società è impegnata proprio e sta crescendo continuamente. Un centinaio di atleti che arrivano un po' da tutta la provincia quest'oggi. Sì, le iscrizioni per questo meeting appunto sono 101 praticamente, un numero impressionante da parte nostra perché non aspettavamo proprio un numero così grande, c'è un interesse anche da parte delle società limitrofe che noi accogliamo con soddisfazione, insomma, perché poi si è stabilito anche con qualche società un lavoro di aggregazione insieme, insomma, ecco. Ecco, Atletica Speranza che diciamo è nata pochi anni fa ma veramente ha avuto un crescendo notevole. Sì, un crescendo continuo e anche quest'anno, 2018, lo vediamo nelle iscrizioni che sono appena iniziate per la seconda quota, diciamo, della stagione, sono in continua crescita perché c'è continuamente delle persone, dei ragazzi che vengono lì il giovedì a Portoguaro nella nostra sede e chiedono l'iscrizione praticamente dei loro ragazzi. Questo è positivo e questo sono i numeri che sono in crescita continuamente, insomma. E purtroppo le strutture mancano. Purtroppo questo è un problema che noi abbiamo sollevato da tempo, l'obiettivo è la pista sicuramente e speriamo che sul giro di qualche anno l'amministrazione in questo caso si impegni al rifacimento della pista. Noi abbiamo fatto un incontro il 6 marzo 2017, un incontro ufficiale con l'amministrazione di Concordia e con i funzionari della FIDAL e con il CONI. Avevamo inteso, diciamo, che c'era un piccolo impegno, insomma, da parte dell'amministrazione, è stata fatta anche una lettera di manifestazione di interesse verso la pista, verso questo progetto, questo problema, ma fino adesso non è successo nulla. Sappiamo benissimo che avremmo una pista d'atletica che all'inizio, quando lo stadio è stato costruito, era perfettamente funzionante. Purtroppo è stata abbandonata, voi perché non c'erano delle società di atletica. Speranza nasce 3 anni fa e devo dire che effettivamente meriterebbe un'attenzione anche da questo punto di vista. La società è nata col connubio di 3 comuni, perché c'è Portogruaro, c'è Fossalta di Portogruaro. Con gli altri 2 assessori ci siamo parlati, chiaramente ci sarebbe sempre da aspettarsi qualche iniziativa a livello europeo, a livello regionale, per poter eventualmente accedere a qualche fondo per poterla sistemare e rendere accessibile, perché oltre a questa iniziativa indoor sarebbe bello fare un meeting anche all'aperto con l'adeguata struttura. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l'Atletica Aggredire di Ceggia. Siamo contenti perché stiamo lavorando sul territorio tra Portoguaro, Ceggia, San Donà di Piave e Caorle. Cerchiamo di portare un po' la cultura dell'atletica leggera qui, dove una volta sono nati campioni come Lazer e compagnia, quindi cerchiamo sempre di sensibilizzare. Ecco, voi numericamente quanti atleti avete? Noi numericamente sono 60 del settore giovanile, io sono presidente del settore giovanile, mentre abbiamo un altro centinaio dei master, quindi tutti quelli un po' più anzianotti, diciamo, tra virgolette. Anche per voi problema strutture? Anche per noi il problema strutture, giustamente in ogni comune c'è il campo sportivo, non c'è il campo d'atletica, dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo, intanto noi lavoriamo e dopo si vedrà, insomma, dai, ci diamo da fare. Ecco, programmi imminenti per quanto vi riguarda? Niente, noi come club Aggredire domenica 11 febbraio abbiamo le 10 miglia dei Coriandoli, che è la prima edizione competitiva, quindi omologata dalla FIDAL, e poi ci sono le altre marce da 5-9 km che sono non competitive e niente, questa è la prima volta che la facciamo competitiva, speriamo che vada bene come numeri, cerchiamo di portare a casa qualche atleta di richiamo, giusto per dare un po' più di importanza alla manifestazione.